Allora Piero vi eseguirà su Vassu, su Piccoli e sa danza, poi magari sarà torna protagonista con la fisarmonica perché suona anche il canto sardo, suonava anche in tante serate qua in zona, sarà protagonista anche nella parte del canto sardo. Il tempo tecnico di provare appena lo strumento e subito partirà con la sua bellissima esibizione. Questo è il microfono di contro. Sì, fatelo così, dovrebbe... Sì,
bella questa. È bravissimo Piero, conserva sempre quel gusto, quella passione e quell'emozione nelle sue serate. Poi lo vimos con suo cantatore. Un bel applauso e il riconoscimento giustamente anche per Piero Sanna. Meritano un applauso perché lavorano tantissimo, sono i primi ad arrivare per uno spettacolo e gli ultimi ad andare via, poi anche per loro questa non è una serata particolare. Io ci collaboro da anni nei servizi, nelle serate di canto sardo, di musica sarda, di gruppi e tante cose, hanno la perfezione assoluta per accontentare gli artisti e soprattutto anche di fare ascoltare il pubblico in modo divino. Omar Piras all'amplificazione, meritato l'applauso, meritato anche per i tecnici del palco, per Giordano, e l'applauso per lui è particolare perché per lui non è la solita serata che deve amplificare, è la serata in memoria del padre. Tore Caviglio.